Giampaolo Murru, derby vinto 1-0 col Carbonia, un bel primo tempo vostro, diverse occasioni anche a tu per tu, poi fa il gol decisivo Capellino, nel finale spinge il Carbonia, potevate fare il 2-0, avete rischiato nel finale l'1-1 traversa a 30 secondi dalla fine, un bel derby, si pensava che l'Iglesias fosse già in vacanza, invece così non è stato. No, partiamo da qua, che Era il tema della settimana. era il tema della settimana, ma l'abbiamo già dimostrato andando a Barissardo, cercando di fare una partita onesta, onorare il campionato, perché è quello che alla fine bisogna fare. Noi siamo andati un po' in vacanza contro la Nuorese Dovete dare una bella e risposta. abbiamo dato una sterzata col Barissardo, perché comunque io sono quello che poi deve rimediare e in quel caso lì c'era comunque un atteggiamento che non mi è piaciuto. Abbiamo rimediato subito, sono stati bravissimi i ragazzi a Barissardo. Oggi abbiamo ridimostrato che c'eravamo, anche se la squadra avversaria aveva più motivazioni, perché chiaramente la posizione in classifica era per loro critica e niente, abbiamo fatto. E poi c'è da dimenticare che è un derby, quindi... Ecco, infatti, siccome c'era una grande cornice di pubblico, non giocare sarebbe stato, almeno per chi è venuto e chi voleva vedere una bella partita come poi è stata, sarebbe stato appunto un delitto. No, ma Non c'erano dubbi da parte tua. non c'erano dubbi che pubblico o non pubblico avremmo onorato il campionato, ma soprattutto un derby si deve sempre giocare, poi lo puoi vincere, lo puoi perdere, però devi dare il massimo e niente, dispiace per loro, però noi dobbiamo pensare a noi. Io ho sempre pensato a me e alla mia squadra, sia quando giocavo che quando alleno, quindi non c'era neanche un dubbio. Giampaolo, avete recuperato Capellino da qualche gara e si vede, no? Non soltanto per l'importanza del giocatore perché segna, ma proprio vi esprimete meglio perché almeno è un più riferimento di quelli che stavi cercando perché non ne avevi altri. Purtroppo abbiamo sempre dovuto sopperire, il Cappellino si è sempre messo a disposizione cercando di fare un ruolo nuovo, e quando lo fa egregiamente, quindi c'è il rammarico è che non avevamo altri per poterlo sostituire e quindi dovevamo sempre modificare, però adesso ce l'abbiamo, queste 2 giornate di nuovo e niente, chiaramente abbiamo più soluzioni, abbiamo punti di riferimento e niente. Giampaolo, quota 47, non vi può raggiungere più nessuno, quinto posto sicuro, miglior piazzamento dal 2001-2002 in eccellenza per l'Iglesias. Esatto, è una cosa che ci tenevamo anche con i ragazzi, quello che ci siamo meritati sul campo lo volevamo portare a casa, quindi per noi, non potendo fare i playoff perché matematicamente non potevamo raggiungerli, però il quinto posto è sempre un onore, ce lo prendiamo, ce lo teniamo e ci tenevamo anche a quello. Manca ancora una gara, però un sunto di quest'annata si può fare. Avete cambiato molto, prima rosa larga, poi rosa ristretta, ma paradossalmente quando l'avete ristretta avete avuto molta continuità di risultati. Sì, te l'ho detto tante volte, purtroppo abbiamo creduto in qualche giocatore che poi ci siamo resi conto che non erano all'altezza, ci siamo guardati bene insieme alla società, abbiamo capito che era meglio perderli che tenerli e così abbiamo fatto, poi chiaramente anche rimanendo in meno, però siamo diventati squadra, siamo diventati uomini, cosa che alla fine quello serve per poter fare bei campionati, quindi eravamo anche pochi numericamente, ma come ti ho sempre detto, pochi ma buoni e soprattutto uomini, cosa che purtroppo il giro d'andata non avevamo, ne abbiamo parlato già altre volte. Non ci saranno i playoff per voi, però arrivare a 50 sarebbe un ultimo traguardo per voi. Cercheremo di onorare il campionato anche con il di Larza, che anche se è una squadra già retrocessa, noi cercheremo di portarci a casa la vittoria, provandoci, e se arriviamo a 50 è un altro obiettivo che raggiungiamo, speriamo. Per sapere il futuro di Giampaolo chi bisogna chiedere? A quel signore che è seduto lì dietro. Queste cose è sempre il presidente. Io qua sono a casa mia e quindi sono contento di allenare l'Iglesias, c'è sempre qualcosa in più allenare l'Iglesias, ma al di là del lavoro che facciamo da allenatori, allenare a casa mia è sempre un qualcosa in più, quindi niente, ma queste cose le dovete chiedere
al Presidente. Dico, ti piacerebbe continuare anche perché si vorrebbe vedere l'Iglesia giocare almeno i playoff, no? Quello sarebbe il massimo, ma il Presidente è ambizioso, quindi sicuramente non si tirerà indietro per il proseguo. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo, complimenti Grazie. per la stagione, Grazie. manca una gara, ma diciamo il più è fatto. Grazie. Grazie.